La Nuorese ha iniziato a preparare quella che al momento appare come la gara più importante della stagione, la sfida di Sassari contro la Torres, non solo per la storica rivalità sportiva che esiste tra le due città, ma anche per l'importanza che potrebbe avere ai fini del raggiungimento dei playoff. Alla Nuorese serve una vittoria per rientrare a pieno titolo in corsa o comunque deve tornare con un pareggio, per poi giocarsi tutto nelle rimanenti 4 gare. Un buon viatico è stato il successo per 3-0 contro il Buduni. Sì, Sassari chiaramente è una partita particolare, sappiamo che la città ci tiene un sacco, come noi stessi. Sarà difficile perché comunque Sassari, la Torres non ha mai perso in casa, noi dovremmo cercare di fare una partita a testa bassa cercando di raccogliere il massimo e ci proveremo col massimo delle nostre forze. Come sono stati questi 3 mesi? Insomma, tanto lavoro, insomma, ha contato molto anche insomma, la testa da questo punto di vista. Sì, sinceramente sono stati duri, non avevo mai vissuto periodi così duri, soprattutto a livello calcistico. Sono passati per fortuna, quindi adesso andiamo col sorriso sino alla fine dell'anno. 5 finali da affrontare a fari spenti, nel senso che senza guardare né la classifica né niente, da vincere. Sì, assolutamente. Siamo partiti bene, adesso non abbiamo più nulla da perdere, diciamo, perché abbiamo raggiunto la salvezza. Possiamo solo cercare di rosicchiare dei punti alle squadre che ci stanno davanti e ci proveremo, ripeto, con il massimo delle nostre forze. Domenica si va a Sassari contro la Torres, è insomma, un crocevia importante per tentare di arrivare ai playoff. È una partita molto importante, io credo sia una partita decisiva e noi prepareremo la partita durante la settimana nel migliore dei modi come abbiamo sempre fatto e andremo lì per prenderci i 3 punti.